Ma la 355 insomma credo che ormai sia questione di ore, quindi tra l'altro in una condizione dove si è preferito la prudenza visto la diramazione dell'allerta, altrimenti secondo me questa viabilità anche per il fenomeno che ha riscontrato insomma, non vedo grandi cose, stiamo parlando di alcune migliaia di metri cubi. Sorvolo dell'assessore regionale alla protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi sui luoghi della Carnia colpiti dal maltempo del 6 e 7 agosto che ha provocato l'interruzione della circolazione stradale tra Friuli, Cadore e Comelico. Se per Sappada la situazione è in fase di normalizzazione con l'apertura a senso unico alternato della strada regionale 355 verso Santo Stefano di Cadore, ben altro scenario per la Forcella Lavardetta Casera Razzo, dove la frana che ha invaso l'arteria che collega la Valpesarina al Bellunese obbligherà la chiusura al traffico per diverse settimane, causa la morfologia del terreno che impedisce un lavoro celere agli operatori per aprire un varco e riaprire in parte l'arteria. Allora, la Valpesarina è una situazione molto più complessa che è figlia inevitabilmente dei fenomeni che stiamo continuando a conoscere, cioè fenomeni meteorologici violenti, puntuali e frequenti. La Valpesarina ha una dimensione che noi stimiamo attorno alle 20 volte del fenomeno che c'è qui, sicuramente il ripristino di una viabilità in una condizione molto più complessa, quindi là ci vorrà del tempo per capire, anche perché dopo che avremo modo anche con la collega Mirante di affrontare il tema della riapertura della viabilità, il problema è capire cosa c'è nel versante, cosa c'è a monte del versante, quali sono le misure per cercare di mettere le condizioni di un eventuale ulteriore sversamento a sicurezza, perché non è che possiamo aprire le strade mettendo a rischio le persone. Quindi secondo me anche in questa fase abbiamo superato un momento di difficoltà, naturalmente siamo attrezzati ormai da tempo ad affrontare fenomeni di queste dimensioni.